Buongiorno da Albarella, ritornata per la 35esima volta anche quest'anno sull'isola l'iniziativa EpiCamp. C'è lo spirito rotariano, c'è la tradizione, c'è il volontariato e c'è soprattutto il desiderio di mettersi a disposizione degli altri. Queste sono le parole del presidente del Rotary Club Portoviro Delta, Stefano Paesante. EpiCamp ospita per una settimana nell'isola un'ottantina di ragazzi portatori di handicap assieme ai loro accompagnatori. Per saperne di più, ascoltiamo Sante Casini, presidente della commissione distrettuale per l'EpiCamp. Siamo a un camp particolare e ci facciamo spiegare da Sante cosa fate oggi ad Albarella. Cosa facciamo oggi è una giornata un po' particolare. Abbiamo iniziato sabato scorso 6 maggio questa avventura, questa 35esima avventura, siamo appunto a Albarella, EpiCamp Albarella Lorenzo Naldini. Da una grande felice intuizione del professore, compianto professore Lorenzo Naldini, allora socio del Rotary Club di Rovigo, ebbe questa intuizione di regalare un momento di spensieratezza a tanti ragazzi con disabilità e altrettanti accompagnatori che normalmente erano e sono i genitori, madre o il padre, oppure altri tipi di accompagnatori. Di regalare questo momento di spensieratezza qui ad Albarella, in questa oasi felice. È iniziata l'avventura 35 anni fa, praticamente nel 1989. Siamo arrivati dopo 2 anni di stasi per via del Covid, ovviamente. Adesso abbiamo ripreso alla grande e quest'anno faremo una settimana con 80 persone con disabilità, più altrettanti accompagnatori, e oggi, come facevi riferimento, è una giornata speciale perché abbiamo in visita anche la nostra governatrice, la governatrice Tiziana Agostini. Gli ospiti sono del Veneto o anche da altre regioni? All'inizio l'EpiCamp è nato, era internazionale, con una ventina di ragazzi che arrivavano dalla Francia, dalla Germania, dall'Olanda. Poi ci siamo guardati attorno. Il nostro distretto, che comprende Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, ci siamo guardati un po' intorno e abbiamo visto che anche nelle nostre regioni avevamo tante persone disabili, quindi abbiamo circoscritto il tutto nel nostro Triveneto e quindi arrivano dal Veneto, Friuli e Trentino. Quanto è importante la vicinanza del Rotary a queste cose? Innanzitutto è importante per i rotariani, perché se si vuole capire che cos'è il Rotary bisogna venire ad Albarella. I leader migliori sono stati prima qui volontari ad Albarella e quindi il Rotary è Albarella per quanto riguarda il nostro distretto. Poi quest'anno abbiamo una parola magica che è inclusione. L'idea che tutti insieme possiamo divertirci, passare ore felici, condividere esperienze e condividere anche difficoltà. Albarella è tutto questo, la bellezza di un luogo, di un paesaggio, la bellezza dell'umanità che si incontra e fa festa e fa vacanza. Avete altre idee di camp nel vostro distretto? Quanto i rotariani sentono questa importanza, ma soprattutto questo ruolo anche di seguire le persone con handicap e meno fortunate? Albarella è stato pioniere nel creare una sensibilità all'interno del nostro Rotary delle Tre Venezie. Il nostro Rotary è conosciuto in Italia proprio per il suo impegno nella condivisione delle vacanze, delle esperienze tra persone che possono vivere la loro vita senza particolari difficoltà e altri invece che hanno difficoltà e che possono insegnare alle persone che non le hanno. Quindi questa è una traccia. Da Albarella sono nati altri camp, l'ultimo che stiamo per varare a giugno e che sarà un passo ulteriore è dedicato al basking. L'idea che il basket possa essere uno strumento di inclusione, quindi lo sport dove tutti giocano contemporaneamente, ciascuno con le sue capacità e anche con i suoi limiti. Quindi la disabilità è una condizione della persona umana a prescindere dalle condizioni fisiche, quindi metterla a tema significa anche fare i conti ciascuno di noi con i suoi limiti e come rotariani noi vogliamo insegnare questo. Ecco, l'impegno del Rotary su questo campo lo trova anche lo stesso impegno anche nelle istituzioni, oppure voi avete una marcia in più, una velocità in più e le istituzioni sono ancora un pochino arretrate rispetto a voi?
Le istituzioni vanno orientate. Il mese scorso c'è stato un importante convegno a Cortina che sarà sede delle Olimpiadi ed è una realtà dove l'accessibilità è ancora oggetto di progetti. Quindi noi come rotariani siamo sensibili a questi temi e li sentiamo come nostri, per cui laddove c'è la possibilità di sviluppare azione noi la sviluppiamo. Sicuramente vogliamo creare una sensibilità molto più diffusa di quanto già non lo sia. E quanto è importante il Rotary per voi giovani? Ma direi molto importante, molto importante. Il Rotary è un punto di riferimento per noi naturalmente. Abbiamo esempi di grandi service, di grandi progetti, come per esempio quello in cui ci troviamo in questo momento, l'Happy Camp Albarella, che è veramente una punta di diamante, una bellissima occasione per fare service, per fare del bene e sentirsi bene. Noi infatti come Distretto Rotary 2060 quest'anno ci stiamo impegnando per sponsorizzare degli ospiti proprio a questi Happy Camp, per farci sentire anche, diciamo, dal punto di vista della partecipazione degli ospiti, oltre che come partecipanti volontari noi rotaractiani. E penso sì che il Rotary sia veramente un punto di riferimento per noi, come lo è per molte persone anche al di fuori dell'associazione. Una cosa molto 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 simpatica, recente proprio di queste ore, Tiziana Agostini, oltre che essere la nostra grande governatrice del nostro distretto 2060, è stata appena nominata presidente della confraternita del Baccalà di Vicenza.